Amici di Delta Sport, buon pomeriggio dal Comunale di Monastir per assistere ai play-out salvezza tra la Cosmoto Monastir e il Calangianus. Un saluto agli amici del Botticelli Zobara di Calangianus per questa partita. Dentro fuori per le due formazioni. Adesso palla giocata da Cacciuto, messa giù da Cacciuto, arriva Potesu in sovrapposizione, punta l'area di rigore, Cacciuto salta il diretto avversario, ancora Cacciuto col destro, palla che sfiora il palo. Esterno destro basso, Gori, la conclusione di prima intenzione, poi con la sinistro, palla che sfiora la traversa. Melis di testa, ancora il pallone calciato in profondità. Brazzu sbaglia l'intervento, poi arriva Zanda, va giù il numero 11 Senes. A sinistro il Melis, pallone che gira, rimane là, il miracolo di Tiam. Senes all'interno dell'area di rigore, poi Diarra col destro al volo. Lui che entra all'interno dell'area di rigore. Cacciuto, doppio passo, cerca il sinistro, c'è il gol della Cosmoto Monastir con Cacciuto. Andrà nel campionato di promozione, adesso Nicola Lai, palla sul primo palo, Melis, il palo, ancora Melis con la sinistra, palla sul secondo palo e arriva il gol di Chessa per il 2-0. Ancora là, il pallone verso la porta, deviata. Ancora là, di testa, palla sul primo palo e c'è il raddoppio ancora di Chessa, anzi il raddoppio personale di Chessa, ancora su un colpo di testa di Emiliano Melis. C'è la doppietta per Chessa, c'è il 3-0. Ancora palla, pallone giocato dentro di Arra, c'è l'intervento di Chessa, poi cerca il dribbling Chessa. Pallone dentro per Senes, c'è l'intervento di Senes in anticipo su numero 1 Matteo Zanda. 34:10 sul cronometro, palla dentro di testa, prolunga, c'è il gol, no, arriva il fuorigioco per il Calangianus. Lungo di Brazzu va in profondità, ancora superiorità numerica della Cosmoto Monastir, c'è la palla dentro per Cacciuto e arriva il quarto gol della Cosmoto Monastir al minuto numero 43. Parte Tusaciu con la sinistro, Matteo Zanda con i pugni respinge e poi c'è la conclusione del numero 9 di Arra che non inquadra lo specchio della porta. Arriva il triplice fischio del direttore di gara con la salvezza della Cosmoto Monastir che in campionato ha chiuso in vantaggio rispetto al Calangianus al termine della regular season. 4-0 il risultato.